Il progetto Educazione alla sicurezza a 360 gradi ha ricevuto un premio dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per aver dedicato numerose giornate a dimostrare agli studenti della provincia di Venezia come intervenire in situazioni di pericolo. Vediamo il servizio. Educazione alla sicurezza è il nome del progetto che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti di tutta la provincia di Venezia. Attraverso il coinvolgimento di tutte le autorità e forze dell'ordine, i ragazzi hanno potuto assistere a numerose lezioni sulla sicurezza in tutti gli ambiti, lavorativo, scolastico e stradale, e mediante vere e proprie simulazioni hanno imparato a conoscere da vicino il lavoro di tutti i più importanti enti a cui affidarsi in caso di necessità. È una iniziativa molto importante che coinvolge contemporaneamente ad ogni evento programmato moltissimi enti. Parliamo di forze dell'ordine, parliamo di forze di primo e pronto soccorso, parliamo di autoscuole, UNASC e Confarca, e parliamo di enti specializzati come Veneto Strade e l'INAIL. Abbiamo coinvolto in 5 anni 15.449 studenti, quest'anno 1.068 studenti, abbiamo coinvolto il 90% delle scuole, dalle scuole elementari alle scuole superiori. Talmente importante questa iniziativa per un'educazione alla sicurezza a 360 gradi da ricevere una medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sì, sono molto soddisfatta perché per il secondo anno consecutivo il Presidente Giorgio Napolitano ha concesso una speciale medaglia di bronzo a questo progetto e gratifica il nostro impegno e l'impegno insomma di tutti. Lezioni di primo soccorso in caso di incidenti, unità cinofile in atto, prove di scuola guida. Queste sono solo alcune tra le tante dimostrazioni svoltesi nelle giornate dedicate alla sicurezza. Un progetto molto vasto che ha coinvolto in particolar modo le autoscuole, le quali, attraverso divertenti lezioni e iniziando direttamente i ragazzi alla guida, sono riuscite a imprimere loro un forte senso di responsabilità. Quali sono state le loro reazioni? Sì, tutti hanno apprezzato il modo con cui si rapportavano a queste esercitazioni e la nostra soddisfazione è stata ampia perché abbiamo finalmente visto la vera capacità di questi giovani che, nonostante più di qualcuno ne voglia dire, hanno grandi potenzialità e soprattutto grande volontà di imparare di più anche dei loro genitori. Credo che i risultati di questo quinto esperimento siano soddisfacenti e credo che oramai questa sia una strada da seguire, perché i ragazzi attraverso la scuola e attraverso l'interazione che quotidianamente hanno sulla strada imparano migliaia di regole della convivenza civile e questo è un obiettivo credo buono da poter perseguire. Il coinvolgimento emotivo, una tra le tante forze di questa grande iniziativa, supportata dalle risorse umane e dall'attività dell'Alcoa Foundation, insieme all'assessorato all'istruzione e alla viabilità della provincia di Venezia e al Ministero dei Trasporti della Regione Veneto, un'idea da diffondere non solo alle scuole ma anche al resto della popolazione. Diciamo che comunque come Unione Nazionale Autoscuole abbiamo incominciato a pensare di fare un progetto simile, un po' più ridotto oserei dire nei termini, ma sempre significativo per i ragazzi, e portarlo a livello prima regionale, poi interregionale e poi nazionale.